Amici di Castelfranco, benvenuti al secondo appuntamento. Siamo nella sala didattica. Abbiamo voluto costruirla simile a quella che c'è in stamperia ed è forse la parte più bella perché riguarda proprio il mio lavoro. In questa stanza non voglio fare una lezione, ma voglio far capire i materiali, gli strumenti con cui gli artisti lavorano in stamperia per creare le loro matrici. Matrice, un qualcosa che si può stampare, si possono generare un numero di fogli. Inizio con la tecnica della litografia, forse la mia preferita. La litografia si basa sulla incompatibilità tra l'acqua e il grasso. Litos, pietra, matita, grassa. Gli artisti lavorano sulla pietra come fosse un foglio di carta. Permettetemi il termine, la sporcano di grasso, devono stare attenti a non appoggiare le mani infatti, ma disegnando su questa pietra, che è stata trattata prima dall'artigiano, l'artista crea la sua opera e poi in maniera quasi, io dico, magica, dove non c'è né incavo né rilievo, vedete che è una sezione piana, ma la incompatibilità tra l'acqua e il grasso permette la stampa di questo foglio. Ecco qui due esempi di litografia, una realizzata da Dunio Piccolin, questa è stata fatta proprio in occasione di una mostra che abbiamo realizzato all'Istituto Italiano di Cultura di Praga e un'altra litografia di Bruno De Pellegrin. Parliamo ora di un'altra tecnica, la xilografia. È una tecnica molto antica e come dice il termine xylos, ecco legno. Gli artisti qui usano una sgorbia e attraverso, ecco qui, prendo un esempio, e iniziano a togliere il legno, a scavare. Dove scavano rimane bianco perché poi l'inchiostratura viene sempre attraverso un rullo, simile a quello per la litografia, e l'inchiostro attaccherà solo sulla superficie. Quindi il risultato finale della xilografia può essere per un colore solo, come questo esempio di Stefano Tessarolo, oppure sovrapponendo più matrici. Queste sono 3 matrici realizzate da Mirta Caccaro e il risultato di questo foglio è la sovrapposizione di 3 stampe. Quindi per fare quel foglio ci sono 3 passaggi al torchio. Nel nostro lavoro è molto importante essere precisi nei termini. Litografia, litos, pietra, il termine, il foglio stampato si chiama litografia perché per realizzarla l'artista ha solo una tecnica, la pietra e il grasso. Lo stesso vale per la xilografia, il risultato finale, il foglio, si chiama xilografia perché l'artista ha il legno e una sgorbietta, unica tecnica per tutti. Molto diverso invece il mondo della calcografia, calcos vuol dire metallo, graffiare il metallo. Quindi l'incisione. L'incisione ha diverse tecniche e ogni tecnica si ottiene un risultato diverso che adesso andremo a vedere. L'incisione si divide in 2 modi per realizzarla. Ci sono le tecniche dirette e quelle indirette. Vediamo ora le tecniche dirette. La prima è il bulino. Il bulino prende il nome dallo strumento, dell'arte orafa, infatti deriva proprio da quest'arte. E in questo caso il metallo è un rame. Il segno è molto nitido e l'artista direttamente deve scavare il metallo. E questo è il risultato del bulino. Ecco, questo foglio di carta quindi si chiama sì incisione, ma ha bulino. Alla parola incisione ci deve essere sempre un'altra parola, oppure anche più parole, che sono la tecnica o le tecniche con cui l'artista ha realizzato la propria matrice. Questo è un altro esempio di bulino realizzato dall'artista Maurizio D'Agostini. Un'altra tecnica diretta dell'incisione è la punta secca. In questo caso, sempre su una lastra di metallo, può essere zinco o rame, l'artista con un punteruolo molto affilato, perfetto è il diamante, la punta di diamante, inizia a scalfire il metallo, anche qui sempre direttamente. Questo è il risultato di questa incisione alla punta secca realizzata da Graziella da Giotz. E in cima invece questa è realizzata dall'artista Alessandro De Bei. Un'altra tecnica diretta, ed è l'ultima, assieme alla punta secca e al bulino, è la maniera nera. Caratteristica di questa tecnica è quella di riempire
dissegni, quindi facendo diventare tutta nera la superficie della matrice. Questo è un lavoro molto lungo che si fa con questo strumento. Fatto questo, preparazione, l'artista con un brunitoio che è simile a un cucchiaino inizia un po' a premere e a cancellare questo nero, un po' come, immaginate come una gomma da cancellare, e quindi con questi effetti chiaroscurali crea la propria immagine. È una tecnica quindi molto pittorica ed è l'ultima delle tecniche dirette. Abbiamo qui esposti due esempi di maniera nera di due artiste, di due donne, di Valeria Iseppi e di Daniela Fiore. Entriamo ora nel mondo delle tecniche invece indirette. Vuol dire che l'artista, oltre alla propria matrice e al proprio strumento, avrà un altro elemento. E io partirei proprio con l'acquaforte, che è un po' la regina delle tecniche. Acquaforte, proprio dello stesso termine, vuol dire che c'è un mordente che andrà a corrodere il segno creato dall'artista. Amico degli artisti è questo mordente, che è una soluzione di acqua e di acido, e con tempistiche diverse l'acido fa ciò che dovrebbe fare la mano dell'artista, cioè corrodere il metallo. In questo caso l'acquaforte, matrice di zinco, questa è una cera che viene sparsa in tutta la matrice, e quando la cera è asciutta, con questo strumento l'artista non dovrà incidere, ma dovrà togliere questa cera. Dove toglierà questa cera? Immergendo la matrice su questa bacinella di questo mordente, si chiama proprio la morsura questa fase, andrà a corrodere il segno. Il risultato quindi sarà un segno molto nitido, molto pulito, un po' come un abiro. E qui abbiamo due esempi di due artisti, Stefano Luciano e di Renato Tonietto. Un'altra tecnica indiretta dell'incisione è l'acquatinta, che assieme a quella dell'acquaforte sono le più usate tra gli artisti. Ecco, la stessa parola acquatinta riguarda sempre quel mordente, quell'acido che corrode, che qui in questo caso però, a differenza dell'acquaforte dove corrodeva un segno, qui invece corrode una superficie. Quindi l'artista qui deve avere in mente tutte le varie fasi, le varie sfumature, che possono essere poi anche colorate o di grigi. Immaginiamo di avere una foto in bianco e nero e di partire dalle parti bianche per ottenere poi tutta una gradazione di sfumature. Ogni sfumatura richiede una morsura. Quindi si parte con il coprire con il bianco, come in questo caso. Il primo passaggio dell'artista è stato quello di usare una vernice impermeabile e coprire i bianchi con un pennello. Tutto il resto è stato corroso. Poi ha coperto un'altra parte e tutto il resto è stato corroso, quindi è uscito più forte. Qui abbiamo due esempi, questo molto significativo e anche a colori di Giorgio Casarin, e qui molto bello di Simone del Pizzol, dove qui l'artista, questa parte nera, non è mai stata coperta. Ecco perché è più scura rispetto a questa. E particolarità di questa incisione all'acquatinta è questa anche taglio di questa matrice. Questo artista piace molto intagliare le matrici, non renderle sagomate come di solito si fa. Siamo giunti all'ultima tecnica di questa parte didattica, sempre una tecnica indiretta dell'incisione, che è la ceramolle. La ceramolle è una tecnica molto particolare perché, a differenza delle altre, l'artista non usa nessun punteruolo, ma una matita. L'effetto, infatti, che l'artista vuole rendere nella propria incisione è proprio quello della matita. Quindi un po' è come trasformare il segno forte inciso in una matita, simile proprio a un disegno fatto su carta. La stessa parola ceramolle indica la maniera con cui l'artista può realizzare questa tecnica. Molto importante infatti è la preparazione della matrice. A questa matrice di zinco viene stesa una vernice che, come si dice la stessa parola, non asciuga.
perché ha del grasso. L'artista disegna con una matita. Questa matita viene usata su questa carta velina. Questa carta velina viene appoggiata su questa matrice. Quando l'artista inizia a disegnare, crea la pressione e questa carta sottile si attacca a questa vernice. Quando ha terminato il suo disegno, si stacca piano piano questa carta velina e lo strappo di questa carta crea una sfumatura particolare nella matrice. Questa matrice poi, come nelle altre tecniche indirette, viene immersa in questo mordente, ma il risultato finale avrà la caratteristica, e qui ne abbiamo una di Marina Marcolin, di questa illustratrice, che sarà simile proprio a un segno simile alla matita. Qui invece abbiamo, tra l'altro con dei colori, di Riccardo Guasco, un altro illustratore. Abbiamo terminato questa parte didattica e permettetemi, forse quella che mi dà più emozione perché mi sembra di essere in stamperia. Ho voluto proprio appendere questi fogli con le mollette. In stamperia si fa proprio così, appena stampato un foglio si appende sulle mollette come i panni dove l'artista lo può vedere e meditare. Ci tengo a dirvi però un'altra cosa molto importante. Avete forse capito che questi fogli hanno la necessità di molto lavoro. Questi fogli è l'unione di tanta fatica e tante ore di lavoro. Pensate che l'artista quando inizia il suo lavoro nella propria matrice deve realizzarla tutta in maniera rovescia, speculare, forse ve ne siete accorti. Quindi se deve un artista realizzare un paesaggio reale, lo deve realizzare a rovescio e non è facile. In nessun'altra tecnica artistica l'artista deve fare un'opera a rovescia per poi vederla dritta. E così per i numeri, le lettere, gli spartiti musicali. Quindi capite che questa è un'arte troppo spesso considerata inferiore alle altre, ma invece non lo è. E quindi è un appello che voglio fare anche ai ragazzi giovani, un'arte viva, è un'arte che ha futuro. Di arte, ragazzi, si può vivere. E la grafica è un trampolino di lancio immediato per i giovani artisti che escono dalle accademie, perché è un modo per farsi conoscere. Perché? Perché quando l'artista ha creato la sua matrice, la affida al suo stampatore di fiducia, che mi dice, stampamene 10 copie, la famosa tiratura, 15, 20 o 100 copie, queste copie poi vengono numerate e firmate dagli artisti e vengono divulgate. Quindi è un modo facile per portare nelle case delle persone la propria firma, più facile rispetto a un pezzo unico dove i costi sono maggiori. Quindi credetemi, l'arte grafica è un metodo incredibile, meraviglioso per trasformare la propria arte e farla divulgare. Una caratteristica vi voglio far notare, se non l'avete già notata durante questo breve filmato. Gli artisti numerano e firmano con la matita, non con la biro. E perché con la matita? Io vi invito in stamperia, venite in stamperia a scoprire il mio lavoro e ve lo spiegherò. Buonasera e bentornati a questo proseguo della mostra delle opere della Stamperia Busato. Nel 1978, avendo proprio Castelfranco come centro, come fulcro, si sono svolti i festeggiamenti per il quinto centenario della nascita di Giorgione. In quell'occasione Giuliano Busato ha voluto anche lui rendere omaggio a questo sommo artista. Nascono così gli 8 incisori veneti per Giorgione. A spiegarci la nascita, la genesi di questa serie di incisioni è proprio nel suo scritto Giuseppe Mazzotti. Possibile che, invitandoli, gli amici artisti si sarebbero dimostrati insensibili ad una iniziativa intesa a ricordare l'epoca e la cultura in cui sono maturati i capolavori di Giorgione? Giuliano Busato cominciò a parlare con qualcuno, a chiamare qualche altro al telefono. Le risposte furono subito favorevoli, tanto da metterlo presto in imbarazzo. 2, 3, 5 pronte adesioni, 6, 8. Potevano, anzi purtroppo dovevano, bastare. Per la verità Giuliano non aveva inteso sceglierli secondo un suo personale criterio di preferenze, e tantomeno secondo una opinabile graduatoria di valori.
La verità delle espressioni di 8 artisti particolarmente rappresentativi era tale da poter riassumere i diversi aspetti, se così si può dire, di quella temperie culturale che nel suo insieme egli si proponeva di rievocare. Poiché non intendeva fare una voluminosa antologia di incisori italiani, a questo punto non poteva certo continuare ad invitarli. Iniziamo con questo ritratto immaginario di Giorgione, opera di Mario Romano Albanese. È un'opera che coglie, in un ritratto di gusto rinascimentale, l'effigie del nostro grande Giorgione con un'aria meditabonda, quasi melanconica. Questa serie di incisioni, questa cartella, continua con l'opera di Augusto Mürer, che presenta una Venere di Dresda ammirata da tutta una serie di filosofi e altri personaggi giorgioneschi. Vi è poi Cesco Magnolato, che inquadra in una prospettiva di geometrie, di cornici geometriche rinascimentali, uno spazio dove si presenta una Sacra Famiglia che è allo stesso tempo antica e moderna. Geniale è anche l'opera di Neri Pozza, che sulla luce di un pozzo fa vibrare tutta una serie di tonalità giorgionesche in chiaroscuro. Poi c'è l'opera di Renzo Biagion con un delicatissimo segno grafico, va a delineare una impudica Venere di Dresda alla cui chioma fa bilanciamento un piccolo scorcio paesaggistico giorgionesco. Anche Vico Calabrò inquadra un improbabile concerto campestre sotto delle improbabili mura cittadine qua di Castelfranco e, in modo informale quasi, lo stesso tratto tonale del colore tonale di Giorgione, del caldo colore veneto di Giorgione, viene interpretato in maniera quasi informale da Giorgio Celiberti e conclude la serie l'opera di Tono Zancanaro. Anche questa è piena di un horror vacui, di figure e di segni che inquadra sotto una improbabile visione delle nostre mura cittadine un'altrettanto improbabile statua del monumento a Giorgione di Augusto Benvenuti, attorniata da tutte queste altre figure più o meno giorgionesche. L'ultima cartella di questa sezione di mostra è dedicata allo zodiaco. Giuliano Busato nel 1984 ha voluto chiamare altri amici suoi, 12 amici in questo caso, perché 12 sono i segni zodiacali, ad illustrare con tutta la libertà stilistica e iconografica ognuno di essi un segno. Di questa serie di opere andiamo a vederne 3. Augusto Mürer raffigura il segno del toro raffigurando il toro 2 volte. Uno con questo toro ponente, maestoso, quasi caracollante, quasi fosse un toro che sta lottando in una tauromachia, o quasi fosse un toro picassiano, dove il suo forte segno chiaroscurale, molto forte, molto aggressivo, viene per contrasto esaltato, dando forza all'immagine dell'animale, proprio per contrasto chiaroscurale con questi toni di luce e di colore. In basso a sinistra raffigura l'altra immagine del toro, solo la testa che si gira verso di noi con uno sguardo tra l'inquietante, il sorpreso e il sornione. Vediamo adesso il segno dello Scorpione illustrato da Carmelo Zotti. Carmelo Zotti immagina questo animale molto aggressivo, dal segno molto espressionista, in basso. Dietro a questo animale c'è una tenda, al di là della tenda una donna nuda, stante, si affaccia turbata. A destra questo uomo, questo essere quasi satiresco, che guarda anche qua con uno sguardo molto sornione, molto enigmatico. E tutto questo rende l'opera un qualcosa di, da un lato, sensuale emotivamente e dall'altro lato anche quasi metafisico. A concludere la serie dello Zodiaco, la litografia di Ernesto Trecani. Ernesto Trecani, da artista di origine lombarda, sente molto la scapigliatura nella sua formazione iniziale e infatti in quest'opera si sente un tratto quasi, impropriamente depisiziano, che vibra sia nel colore che nella grafia e ci traccia questi 2 pesci quasi togliendoli dalla simbologia astrologica per riportarli quasi a una simbologia naturale, terrena, umana.
A questo punto vorrei lasciare la parola a Giancarlo Busato perché, in merito a queste litografie, il padre gli ricordava alcune considerazioni che è bene siano dette. Grazie Marco per la splendida presentazione. Ecco, io mi inserisco per citarvi qualche aneddoto che io sentivo sempre dire il papà mentre le stampavo. Io ero piccolino, ma ero già in stamperia. Per esempio, Treccani ha rappresentato i due pesci, il pesce nobile, il salmone, e il pesce proletario, la sardina. Ambrogio ha voluto rappresentare il leone, questa con la sua forza, no? L'ha fatto diventare un giocattolo. Roberto Jos, la contrapposizione tra la femminilità della donna e la irruenza dell'ariete, la forza dell'ariete che viene spenta di fronte a una donna. Molto bella è anche significativa la rappresentazione della bilancia di Vico Calabrò, dove gli uomini per un pugno di soldi uccidono le persone. La persona non vale quanto i soldi. Molto bella è anche la rappresentazione di Tonno Zancanaro, dove c'è un aspetto molto tecnico, il fatto del positivo e il negativo, i gemelli. Quindi con due tecniche hanno fatto proprio due immagini completamente uguali.